Il Paternò di mister Gaetano Catalano in questo avvio di campionato Serie D ci ha abituati a stupire. La formazione rossa-azzurra infatti nella 15ª giornata di campionato sfiora l'impresa contro la capolista Siracusa. Gli Aretusei nel finale pareggiano i conti e il risultato finale recita 1-1. Via al racconto della sfida caratterizzato da poche emozioni nei primi 20 minuti. Al 24esimo però il Paternò trova la rete del vantaggio. Sul lancio di Panarello arriva il colpo di testa di Angelo Guida, bravissimo ad anticipare i due difensori del Siracusa e a battere Jovino che si trovava fuori dai pali. Per lui si tratta del quinto centro in campionato. Al 40esimo è ancora il Paternò a rendersi pericoloso. Guida scucchiaia per Sinatra che calcia di prima intenzione, ma il suo tentativo termina alto. 3 minuti più tardi la gara si innervosisce e il Siracusa rimane in 10 uomini. È espulso Candiano che esce incredulo dal terreno di gioco. Nel secondo tempo la gara regala qualche occasione in più rispetto al primo. A rendersi pericoloso è Alessio Asero con il calcio di punizione respinto da Jovino. Mani tra i capelli per il capitano rossazzurro che all'11esimo sfiora la rete del pareggio, riceve palla da Greco, poi mette al centro, il suo tiro viene sporcato da una deviazione e bacia la traversa. All'11esimo della seconda frazione di gioco si vede anche il Siracusa dalle parti di Mileto, ma la conclusione di Maggio termina al lato dalla porta difesa dal classe 2005. Al 21esimo ci prova Pistolesi dalla distanza. Mileto blocca senza particolari problemi. Il Paternò alla mezz'ora di gioco continua a creare occasioni per chiudere definitivamente il match. Al 30esimo Guida serve Asero, il numero 11 scambia nuovamente con l'attaccante, poi conclude forte ma tra le braccia di Jovino e 5 minuti più tardi servito da Carmelo Greco Asero avrebbe una prateria davanti, ma il capitano rossazzurro si allunga troppo il pallone. Al 37esimo tentativo in rovesciata di Maggio. Il numero 9 oggi in una giornata non troppo positiva per merito dell'ottima coppia difensiva composta da Marino e Porcaro. La formazione di mister Turati spinge nel finale. Limonelli pennella per Maggio che al 43esimo reclama un calcio di rigore. Il direttore di gara però invita l'attaccante a rialzarsi. Nei 6 minuti di recupero arriva la beffa per la formazione rossazzurra. Calcio di punizione di a quadro, tutti in the box. Baldan prolunga per Pistolesi che batte Mileto per il pareggio del Siracusa che dunque riacciuffa un punto nel finale. A fine partita umori contrapposti, il Siracusa esulta come se avesse vinto la partita. Delusione invece tra i volti dei giocatori del Paternò che hanno sfiorato l'impresa e vanno comunque a ricevere l'applauso del proprio pubblico. Nel prossimo turno di campionato sfida contro la Sambiase. Thank you.